Bentrovati. Qualche giorno fa sono stato gentilmente riproverato da una signora perché nell'isola parlo solo di situazioni sgradevoli, di cose che non funzionano, che sono troppo arrabbiato e troppo polemico. Ebbene, a quella signora ho risposto che sento il dovere di informare e di fare le pulci al potere, perché credo che la polemica, ovviamente non fine a se stessa, sia utile, sia il sale della democrazia. Se fossi sempre d'accordo con chi ci dirige, con chi ci governa, l'isola non avrebbe nessun senso di esistere. E così pure oggi vi riporterò dei fatti poco conosciuti che possono dispiacere a qualcuno, ma sono inconfutabili, che piaccia o no. Vado con ordine. Qualche tempo fa la Guardia di Finanza ha reso pubblico un rapporto sull'attività svolta nel periodo che va da gennaio ad ottobre di quest'anno. In questi 10 mesi le Fiamme Gialle hanno denunciato per corruzione e truffa 5.000 tra funzionari e impiegati pubblici, con un danno erariale calcolato in quasi 3 miliardi e mezzo di euro. E questi sono naturalmente solo i delinquenti che sono stati scoperti, chissà quanti sono quelli che non si scopriranno mai. Poi sul Corriere della Sera viene riportato un rapporto del Ministero dell'Economia sull'evasione fiscale del nostro Paese, e qui c'è da rabbrividire. Dal 2000 al 2012 sono stati messi a ruolo e quindi pronti per essere incassati 807,7 miliardi di euro. Di questa enorme cifra l'erario ha riscosso, pensate un po', appena 69,1 miliardi, sempre di euro naturalmente. Se pensiamo che il governo Letta, da quando è nato, è impegnato a grattare il fondo del barile per raccattare 4 miliardi del mancato incasso dell'IMU sulla prima casa, viene da sorridere amaro. Basterebbe recuperare 5-10% di quei miliardi di evasione fiscale già messi a ruolo, aumentando l'efficienza della macchina dello Stato, per avere decine di miliardi a disposizione per la ripresa del Paese. Come scrive Marco Travaglio, non è numerologia astratta, sono somme accertate con i nomi e cognomi dei corrotti, dei truffatori e degli evasori. Ben 452 miliardi sono riferibili a 121.409 grandi debitori verso lo Stato per importi pari o superiori a 500.000 euro. Altro esempio da paese delle banane. La portaerei Cavour sta circumnavigando l'Africa con puntate anche in alcuni paesi del Medio Oriente per presentare, così ci viene venduta, il meglio del Made in Italy. Questa operazione è stata battezzata Sistema Paese in Movimento. A bordo sono stati allestiti degli eleganti stand, sono presenti aziende dolciarie, di mobili, di yacht, di design, di sistemi ferroviari, e chi più ne ha più ne metta. Ma quello che interessa di più, spesso i paesi visitati, spesso governati da dittatori in guerra tra loro, sono le armi in vetrina. Ad esempio sono esposti gli elicotteri da guerra a Gustav Westland della Finmeccanica, abbinati ad una fiammante Lamborghini per rendere più accattivante lo stand ai possibili compratori. La berretta espone pistole e fucili d'assalto con lanciagranate e altre magnifiche armi di fabbricazione italiana. Il ministro della difesa Mario Mauro, il 13 dicembre scorso in Parlamento, ha garantito che questa crociera promozionale non ha lo scopo di vendere sistemi d'arma all'estero, che l'Italia opera nel rispetto delle convenzioni internazionali, in particolare del Trattato ONU sul commercio delle armi, come pure della legge italiana che vieta la vendita di armi a paesi in guerra. Ma pare che le cose non stiano proprio così, tant'è che il capo di Stato Maggiore Giuseppe De Giorgi, a proposito della crociera della Cavour, ha dichiarato: papale, legittima operazione per esportare le eccellenze militari. Almeno si mettessero d'accordo. Comunque, sull'argomento delle forze armate mi riprometto di ritornare prossimamente con una mia isola. Vi anticipo solo una chicca. Lo sapevate che grazie al passato governo Monti, sostenuto dal PD e dal vecchio PDL berlusconiano, qualche migliaio di militari cinquantenni potrebbero restarsene presto a casa percependo l'85% dello stipendio per 10 anni? E se nel frattempo dovessero trovare un nuovo lavoro, il nuovo stipendio non farebbe cumulo col vitalizio militare? Pensate, in un paese dove ci sono centinaia di migliaia di esodati senza stipendio né pensione, il governo Monti, sostenuto, ripeto, dal PD e dal PDL, è riuscito a pensare una
porcata simile. Comunque questa legge non è ancora entrata in vigore, mancano i decreti attuativi che dovrebbe emanare il governo Letta entro il 31 gennaio del prossimo anno. Vedremo se Letta avrà il coraggio di emanare i decreti di questa vergogna con le strade occupate dai cittadini incazzati che manifestano la loro disperazione. Staremo a vedere. Ci rivediamo giovedì prossimo.